Intanto, buongiorno a tutti. Sappiamo da dove veniamo. Questo è un percorso che noi abbiamo iniziato 3 anni fa, grazie al Fondo Sociale Europeo, alla Regione Veneto e naturalmente col supporto di Confartigianato. Abbiamo fatto questo percorso formativo della durata di 100 ore di un anno, praticamente, e abbiamo cercato di portare allo stesso livello di conoscenza e di capacità 18 colleghi. Fatto questo percorso abbiamo avuto un grosso risultato, sia dal punto di vista anche mediatico, che ha avuto anche sviluppi a livello sindacale. Ma non eravamo contenti di quello che avevamo ottenuto, a parte le conoscenze e quant'altro. Abbiamo cercato di creare un gruppo che lavorasse nel tempo, senza avere tante ambizioni o mire particolari. E attraverso questo abbiamo cercato, grazie alla collaborazione del spunto di Confartigianato e in particolare del CRACA, di creare un'aggregazione, una rete di aziende che avessero delle idee comuni riguardo a un obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di realizzare una scarpa su misura attraverso la tecnologia che avevamo usufruito come percorso precedente. L'anno scorso al MICA abbiamo testato quello che poteva essere l'appetibilità di una nostra missione, che era quella di realizzare appunto una scarpa di eccellenza 100% italiana, con il sapere artigiano che è nel cuore appunto radicato nel territorio, e al MICA, che è a Milano una delle fiere più importanti a livello mondiale, l'abbiamo buttata lì come gioco. Il fatto è che le aspettative sono state superiori a quelle che noi ci attendavamo. La richiesta e l'interesse e la curiosità di quelli che ci hanno contattato era superiore a quella che era la consapevolezza di quello che noi potevamo avere in mano. I contatti sono stati molteplici, soprattutto dei paesi esteri, anche attraverso intermediatori, e siamo stati costretti a rincorrere questa opportunità. Appunto, come dicevo, attraverso il CRACA siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso, che vedrà la luce la settimana prossima con l'atto notarile appunto della costituzione reale di questa rete. Quali sono le nostre ambizioni? Intanto abbiamo parecchi intermediatori esteri, dal Medio Oriente alla Cina, alla stessa Russia, che sono interessati anche a mettere dei capitali, proprio noi diamo quello che per noi sembrava una cosa stupida, banale. Ecco, vedere che c'è la possibilità di coniugare quella che è la tradizione e l'innovazione, per cui noi abbiamo la possibilità con queste tecnologie di fare una scarpa su misura in qualsiasi parte del pianeta con un semplice strumento che ci dà il rilevamento della misura del piede, e trasferendo i dati qui da noi possiamo realizzare con le nostre capacità una calzatura personalizzata che può dare quel valore in più che tutto il mondo ci invidia. Penso che questo sia una cosa che nessuno l'avrebbe pensato. Uno dei nostri problemi comunque rimane quello che stiamo perdendo quello che è la manualità. Come vedete là ci sono 2 miei colleghi e amici che stanno operando da questa mattina, che riescono, malgrado anche l'ambiente che non sia il consono, al buio, riescono ad operare lo stesso. Vuol dire la grande capacità dei nostri artigiani che riescono a fare questo. Io mi auguro che questo sia un valore aggiunto, perché noi non vogliamo portare le scarpe in giro per il mondo è pieno di scarpe, molti le sanno fare, ma non le sanno fare come le facciamo noi, perché noi vogliamo trasmettere, oltre che un prodotto, un'emozione, l'emozione del saper fare italiano, che tutto quanto il mondo ci invidia. E riuscite a proposito appunto a invogliare nuovi giovani a intraprendere questa arte? Sì, il problema di fondo non è che possiamo invogliare i giovani, la legislazione, le strutture, non abbiamo riscontro da parte delle istituzioni. Io mi batto da 15 anni perché ci sia una scuola per calzolai,
che non esiste, siamo l'unico paese in Europa e nel bacino del Mediterraneo che non ha una scuola per calzolai, non riparatori ma anche che imparino a fare le scarpe. Le nostre botteghe non sono in grado di tenere un ragazzo a bottega perché ci sono tantissime normative, assicurative e così. E soprattutto se ci fossero delle scuole, dei percorsi formativi riconosciuti che rendessero più interessante e appetibile ai giovani ad avvicinarsi a questa che è una professione che io ritengo una tra le più belle, perché a me ha sempre dato una grandissima soddisfazione, non solamente economica, ma appunto avere il contatto con il mio cliente è una cosa che è impagabile, perché i nostri clienti sono persone meravigliose. La difficoltà è quella di reperire gente che si metta lì a fare lavorare con un sistema tradizionale, perché si continua a parlare di innovazione, tecnologia, così, ma l'arte del saper fare con la tecnologia, quella non si riesce a fare. Deve essere uno strumento che metta a fianco i due percorsi, l'innovazione e la tradizione. Una volta perso quella che è la generazione, e questi sono ancora dei bambini che non sono più, come vedete non lo sono più, ma l'età media dei calzolai andiamo all'incirca sui 60 anni, per cui tra 10 anni noi non avremo più la capacità di trasferire queste conoscenze a quelle che sono alle generazioni future. E questo è molto grave. Visto che il mercato mondiale ce lo richiede, sarebbe un Speriamo peccato che anche farlo. le istituzioni capiscano che c'è la necessità anche di fare percorsi formativi che non siano solamente indirizzati a licei e quant'altro, ma le scuole professionali devono avere un valore aggiunto per il territorio. Mettere un food scanner a Dubai è come aprire una bottega a Dubai, quindi perché non farlo assolutamente?